Buone notizie per il Teatro La Fenice, che anche quest'anno chiude per la terza volta consecutiva in pareggio il bilancio 2013 e si conferma il primo teatro in Italia per produzione di recite d'opera, nonostante il grido d'allarme lanciato dal sovrintendente Cristiano Chiarot nei mesi scorsi circa la necessità di nuovi fondi. Uno dei palcoscenici più famosi al mondo è riuscito a far quadrare i conti, con un utile di 20.610 euro. Il merito va all'aumento delle produzioni e della promozione, tanto che il teatro ha registrato spesso il tutto esaurito, e poi ad una politica più attenta e alla pratica di prezzi abbordabili per tutti. Davvero senza precedenti la produzione artistica. La Fenice ha messo in scena 130 recite d'opera, 8 spettacoli di balletto, 49 concerti sinfonici, oltre ad altre 204 manifestazioni, tra spettacoli per le scuole ed attività promozionali, raggiungendo così un totale di 391 spettacoli. Un intenso lavoro che ha dimostrato come la Fenice sia in grado di aumentare i ricavi propri, tanto che sono saliti di 3 punti percentuali in un anno, dal 31% del 2012